cesso di amarti questa sera, di corpo sei più bella che mai, oh pioggia, pioggia, invoco te. Pulisci. Dico, abbiamo finito, eh? Basta questa parruccata, oh. Dai, scusa, mi posso cambiare? Ti posso cambiare? Va bene. Mi è piaciuto, il coso, bello effetto speciale. Però il fatto è che l'argomento proprio non mi interessa, perché di che stai a parlare? Con una che non ha mai visto un cazzo, ma letteralmente proprio. Non è che sono altre cose. Invece sai, un cesso che mi ha sempre usato, quello di Totorina, che quando abitava a Via Bernini, all'ultimo coso poco, quando se ne fa perquisizione non hanno trovato niente, non solo il famoso capello della cosa, quello è un argomento molto tosto, ma invece io ho sempre pensato, ma chissà com'era, perché pure il cesso gli avevano levato, chissà com'era il cesso di Totorina, che cesso c'aveva Totorina, di marmo, col bronzo della cosa, la tavoletta di oro fino, oppure una cosa più, E invece sì, perché mo sta un altro, e mo il cesso che c'ha ancora il 41, beh buono, meno male, quello è pericoloso, senza vedervi. E perché poi c'era la cosa che diceva, sai, il cesso è lo specchio della vita, perché la vita è un buco, nasci da un buco, mangi da un buco, vieni da un buco, entri in un buco, dove riesci un'altra volta da un buco e finisci dentro a un buco finale. Che vuol dire? L'avevo sentita, pensiamoci.